portare a Verona una buona parte dell'Europa, è un momento di divertimento e di gioia, far conoscere la nostra città, portare un evento importante che muove più di 1800 persone e che perciò potrà essere un segnale forte anche da sotto il profilo turistico. Mi onora il fatto di essere stato nominato dalla Regione Veneto come rappresentante del Carnevale di Verona, che ha oltre 600 anni di storia e che questo evento sicuramente arricchirà tutta la storia del Carnevale veronese. L'Eurocarnevale 2024 è sicuramente allegria e l'unione dei popoli, perché se noi ci pensiamo, mettere insieme 1700 persone che vengono da tutta Europa, dalla Germania all'Austria, alla Svizzera ovviamente e dall'Italia, e questi sono gruppi che suonano musiche di tutti i colori e vanno a braccio. Dunque la cosa bella di questo evento è che si raggruppano queste persone, 1700 persone in piazza San Zeno alle 10:30 il 26 di gennaio e invece il 27 a Desenzano del Garda, ovviamente Regione Lombardia, perché fanno 2 giorni. Nel primo giorno a Verona ci sarà questa esplosione di colori, questa esplosione di musica, queste persone si metteranno in fila, faremo questo corteo che andrà fino in piazza dei Dante, piazza dei Signori, dove le maschere insieme ai musicisti continueranno a suonare, e la cosa più bella da vedere è in piazza Dante, quando queste 1500 persone tutte unite, banda unita con un maestro solo, suoneranno 3 pezzi uno più bello dell'altro. E gran parte dei pezzi sono propri, non sono musiche che noi conosciamo, però il bello è che bisogna venire a Verona e a Desenzano del Garda il giorno dopo per capire quanto è bello stare assieme. Papa de Gnocco è il padrone di casa, perché la nostra maschera, la maschera di Carnevale di Verona, è riconosciuta come la maschera più antica d'Europa, perché viene eletta ogni anno si fa un'elezione ed è lui padrone di casa, perché quando Carnevale a Verona c'è il vero padrone, il vero sindaco è solo il Papà del Gnocco. Il Papà del Gnocco è una maschera che era nata a suo tempo per diciamo, scherzare su tutta la veronesità. Allora lui era uno del popolo. Cosa hanno fatto? Hanno cercato di mettergli a fianco un maggiordomo. Allora all'allora Repubblica Veneziana c'è sempre stato il maggiordomo, infatti il Papà del Gnocco è vestito in questo modo, il maggiordomo è vestito in stile veneziano ed è la persona che deve accudire il Papà del Gnocco, perché il Papà del Gnocco in quel momento lì diventa un principe. Questa è la scommenda che rappresenta la città di Verona, ovviamente i colori di San Zeno che è il bianco e il bordeaux, con la freccia, diciamo più che la freccia è lo scettro del Papà del Gnocco, e questo è il pastorale di San Zeno, con la torre di San Zeno, perché tutto è nato a San Zeno nel 1531. Abbiamo consegnato orgogliosamente al Presidente del Consiglio regionale, dove ovviamente questa commenda la diamo soltanto a delle persone che hanno fatto qualcosa per il Carnevale, che possono averci aiutato direttamente, come in questo caso la Regione Veneto.